Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos. Acqua che fa ben per tutti quanti, proprio così. Buonasera! Buonasera ai pivecci, ai capi, a quei che dopara i baffi, il sataronde a casa e a tutte quante le none, bisnone, ai pivecciotti. Con permesso, non arriviamo a casa vostra. Mi chiamo Edgar Locatelli Marostica e siamo de Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. É um prazer, na alegria de arrivar
con un altro filò italiano, portando allegrezza, intrattenimento, curiosità, diverse cose e tante sonate. Ecco, e noi altri avevamo la idea sempre di portare allegrezza. Sì, picche da. Allora avevamo tanti scherzi. Questo che è importante. Scherziamo, ridemo, se accontemo, se appassiamo. E noi altri qua anche. Mangiamo, bevemo, tutto questo. Ma è importante sapere che un popolo, mettelo in prigione, robeghe tutto, sareghe la bocca, ancora l'è libero. Tireghe via il lavoro e il passaporto. La tola dove che il magna, il letto dove che il dorme, l'è ancora signor. Un popolo, e diventa schiavo quando il gli rapina la lingua. Quella ricevesta in dotta dai suoi genitori, del suo papà, della mamma, dei nonni, bisnonni, dei migranti, della sua gente. Allora lì l'è perso per sempre. La lingua la è per la cultura, quello che il sangue l'è per la creatura. Chi sa solo una lingua l'è proprio poco, più che un muto. Se vuoi trucidare una generazione, basta coparghe la lingua. Queste parole non sono mie, le sono del poeta Inácio Butita, le sono del poro maestro Onorio Tonial, le sono del poro Giovanni Meusilio, del maestro, e anche de Darsillo Slusato, un altro sapiente della nostra lingua, del nostro italiano. Noi altri bisogna che se manteniamo sani come un serno per mantenere questa lingua. E siamo qua con questa idea, con questa volontà. E il nostro filò è venuto per stare, per quella che avevamo caro, che scompartì, che passì avanti, che fe le persone saper che a Serafina Correa, te Rio Grande do Sul, l'antia Serra Gauscia, che ne radice fonde e sane. Guardate bene, fonde e sane, non te il parlar, non te il fari estri, non te il sotaco, non te la sapienza, non te i costumi, a mantenere queste tradizioni. Questa è la nostra idea, con l'aiuto di tutti voi altri. Va bene? E ancora avremo qui? Duttose che viene a suonare qua e cantare per portare allegrezza. Chi che non piace di musica? Non è vero? A Paloma Trevisan e la mi qui. Avevamo Juvenal dal Castel, presidente della Sodita, la Nedì Teresina Locatelli dei Pumirini in Santa Catarina, Franco Saccardo di a Trento, le origini dei cognomi, che le Pan, Paludo e Turcato. Avevamo le regole del italiano maestro Ferro, avevamo indovinelle, avevamo la nostra equipe e avevamo anche, savio chi? Bisogna che decidisse torna o ritorna mia quel che ha mancato un per di che sta candidato. In nome di Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, Migi Plus, rasson per tutte quante le bestiolette, bestie sane e bestie belle che vuol Migi Plus. Avevamo la Baspan, il meglio stival che ha per stare in tel Brasil, e il Piliviano, tanto per uomini, per donne, per i vecchiotti, per i tosatei, per tutti. Baspan, questa è la marca, un prodotto basso pancote. Buffon, rete di postos abastecedora, che ne 90 intorno lì. Quando che vedi postos Buffon, vi viene a mente 90 italiani, fermeve, di là abastece, sti ben attendesti perché è nostra gente. Che avevamo la Paludo, Black Friday, mossa, Ecco, si dà de Casca Paraí, Serafina, Guaporé, Marau, Sananduva e Tapejara con una muccia di prodotti con fin 50% di sconto. Adesso, novembre, no? Che abbiamo anche vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinha, in cui andiamo a parlare solo la vodka Raisca e diversi prodotti della Fante, una impresa grande qua de Flores da Cunha. Polivalente, supermercato de Santa Rosa, sì, a Santa Rosa, della famiglia Deitos, polivalente, che ha il concetto di essere il mercato della famiglia, grande che mai. Pian Alimentos, a son parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione,
Bravecto, tratta, previne e controlla pool di carapatini dei can, paranca de più di 90 giorni, tecati in telecliniche, pet shop e case de ramo, agropecuarie e de là avanti. E modello Penei, una impresa che fa tutto per il tuo auto, camionetta, camion, tutto quanto, vero? Lavori e prodotti, ze modello Penei de Bento Gonçalves. Va bene, non siamo di arrivare, ma per arrivare bisogna arrivare bene, bisogna arrivare proprio bene. Dall'Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni di macchina a vapore e in America noi siamo arrivati. Dalla Italia noi siamo partiti, col nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore e all'America noi siamo arrivati. America, America, cosa sarà la sta America? America, un bel massolino de fiori. L'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia e né feno, abbiamo dormito sul terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, cosa sarà la sta America? America, un bel massolino de fiori. L'America l'è lunga e l'è larga, la s'è formata dai monti e dei piani e con la industria dei nostri italiani abbiamo fondato paese e città. America, cosa sarà la sta America? America, un bel massolino de fiori. Che spettacolo, che meraviglia! È il nostro inno. America. Dove che siamo arrivati? Chi che siamo tornati? Non sti mai desmentegarvi di quel che mi vi dico adesso? Metti via che parole qua, ma mettele via del buon. Quando i nostri migranti se venisti via d'Italia, è stati illuditi, persuaditi, come si dice in brasiliano, e per venire in America, che sarebbe qua la famosa cucagna. Credeo che loro se venisti e quando si arrivai qua, gali catacche. Tutti quanti io sa, i catacche, niente, ma i gabiu libertà, terra, ma strusie, coraio, fede, sudor, laurarta, conar, sparagnar. Allora i nostri migranti, gali catà, cucagna, sì o no? No! Ma generazione dopo generazione, siamo arrivati in altri, terza, quarta, quinta generazione. Allora, noi altri sì, l'avevamo mia catata, ma l'avevamo insieme con i nostri migranti e tutte queste generazioni di descendenti l'avevamo fatta a cucagna.
Credeu? Se avevamo fatta, conquistata, lavorata, sudata, siamo andati torse la cucagna, in cui si vive cucagna. Cosa vuol dire cucagna? Abbondanza. Da mangiare, da bere, da passarsela, e sopra tutto libertà. Capio? Bene, noi altri che abbiamo una domanda da farvi a altri. Avanti che viene dentro la nostra equipe, chi porta il da mangiare, che gli devo fare, tutto quanto. Ascolta, Marigno, sta candidato a vereador, allora è stato fuori. Adesso le devo ritornare. Allora continua, perché lei era vereador, continua a vereador. Allora, adesso noi vogliamo sapere degli altri. Se votè, bisogna votare, come se fosse una urna, no? Proprio, Votare sì o no? Guarda là, guarda che si deve accompagnare lì. Può di votare sì o no, ma bisogna commentare perché. Non solo dire sì o no. Perché che il ga deve votare? Perché? È importante la vostra opinione sopra se il ga deve votare o no. Buonasera Marigno, passa Passarento, non sta a aver vergogna. Buonasera, posso darti un struccone? Ah sì? A distanza, ecco così. va. Bravo. Bravo Ecco. Marigno. Ciao te che? Go emagrecesto, vuol dire che buon guarda valti, canto che chiedi che go emagrecesto. Beh, è meglio che neanche a mi parlo, parlevo altri, ecco. Ecco. Cateo che, Ma Rostega, mi viene sul pel de oca 4-5 volte intanto che ti parlei sopra la lingua, la importanza della lingua. È stato a un paio di anni in Drigo da un viaggio a Cancun. Cioè. Cancun? E là che era pure italiani. No. E una sera che volevo parlare con un'americana. Oppa! Sì. E Tite che ha detto, un negozio qui vuoi? E mia buoni capirse. Che brutto lavoro. De un malte il cuore. Sì, perché? Ella la voleva parlare, mia anche voleva parlare, ma non si capiva mia. Allora la importanza della lingua, gente, della nostra lingua. Marigno, guarda qua, i radioascoltatori, guarda qua. Sì, bisogna sì. che tutti quanti lo sappiano, io lo sa, ma il mezzo di comunicazione è la necessità più grande che il essere umano il gatto ha vita. Proprio, se non tu sei buon comunicarte. No. Fai tu che? Che gusto che sarissero a vita, Ecco, se non che fosse il parlare. E noi altri a colpitremo via parole, sì, se offendemo, sì. brighemo, le parole, gente che vuol misurarle. Bestememo. Misurare le parole. Al pupà sempre il disegno, dopo che te la moli fuori, ti si più buon ci parla de volte la parola. Parola Capito ditta. il discorso? Parola ditta, ti si più buon. E te offendi una persona, e la persona la può fin perdonarti, ma la si desmentica mai più. Mai più. Di una offensa che te fai. Ma ti si deve fare un discorso qua perché ti te vuoi chi te No, voti, no, sì, no, amico no, Beck, no, amico Beck, No, visto. aspetta allora che... E anche mi avessi il pel de oca col nostro vino. America. E le tose sebrai, pique Stasera che vieni fuori a tu. De pique te ascolti, pi voglia te dà ad ascoltare. Pi bella ancora Pi dov'è? bella ancora resta. America. Ma allora mi vo fuori adesso. Mica idea. Se vuol, se mi Laia. accetta de volta, Eh. mi sono arrivato qua, c'ho ben Disposto. al gadita. Come La che sei? equipe, Fa. la gadita. Fa. La equipe, la gadita, tocca vedere se Marco te Marsaro accetta. che dice che sei gran tuo amico, Josiel Sensi che anche il dice che sei tuo amico, sì. E Elias De Marco, Dica ha fatto tocca vedere se ti accetta. Allora adesso mi vola in cucina, Sì. può stare sul magnar che il Vai. magnar in cui Smissi a sue pignate, smette che mi ha di dare 3 battestine dopo. in cui il magnar originale della linea 12 Benjamin Constant Capella Saúde. Ah sì, Certo. ciao Tusi. Linea 12 Benjamin Constant Capella Saúde, certo che l'è? E lo che? Riso. Riso. Ma dite in cui mai a riso le de signori. Che Lei è tu un visto il pasto che prezzo? massiccio, lei è un, gli diceva, un pranzo. Allora Marostica mi vola. Vai, Può fare Sì. il disnar, come si dice, né? E ti virete Sì. qua. Mi me Se vire. mi accetta a volte, se no... Va bene. Vediamo cosa chi dice. Sta per noi. buono. Va bene. Salute. Mettiamo dentro adesso, Maestro Ferro viene dentro, Marco Marsaro viene, vediamo dentro chi si Driu. Vedeme. Buonasera Maestro. Buonasera, come stai allora ti? Insomma che bello, Zetto. Ma mi sei sempre Insomma, stato bello. Tu sta molto moderno, eh?
tu tá muito moderninho, hein? Claro, dopo da live abbiamo cose da fare. Walter que se casa dizia o que, maestro? Olha Dizia a o quê? elegância. Tá aqui um guri de 15 para 16 anos. Ah. É o quê? Dopo che abbiamo cominciato a fare roba di par niente della loggia paludo, non c'è Stiamo mai bene che hanno altri varancati, hanno un palanco ben vestito il par buono. Marco Marsaro, vem dentro Marco. Buonasera, buonasera Buonasera. Marosca, Ladir, buonasera a tutti chi si dio. Assisteme. C'è una vara che tre bei tusetti, Porco guarda. cane. Dici o che Walter là? Che bellezza. Che bellezza. Posso dire da onde si dio assistirmi? Te che è il dover, vai. E anche di mandare a tutti che può scompartigliare la live, portarla avanti, che tanti può essere di assistere questo momento. L'ora che siete Pato Branco, Farroupilha, Sarandi, Chupinzinho, 3 de Maio, Concórdia, Garibaldi, Serafina Correia, São Paulo, Curitiba, Lajeado, Rolante, Sananduva, São José do Ouro, Guaporé, Santo Antônio do 30. Ceará. Santo Antonio do 30. É. È una cidade che Walter bisogna che conoscei, perché là che è il meglio museo do mondo. Urco, cara. Ah, Proprio bisogna così, che venire a conoscere il museo Luigi Pinzetta. Capito il discorso? C'è un posto fantastico, per fare Proprio così. turismo, linea 30 Sant'Antonio. Giusto. Ceará, Marau, Taquara, Campos Novos, Santa Catarina, Opa. Nova Araçá, Flores da Cunha. E che ne do potente che parliamo più avanti. Parliamo più avanti. Va Sì, bene, Marco. cosita, Va cosita. bene. Maestro Ferro, allora, Giusto. secondo Marinho, il Magnaro viene da linea 12, Cappella Saúde, ecco, riso. Riso. Riso, ecco. E va a essere buon vedere riso Sì, stasera. sì. Pensamento do dia. Master. Pensamento do dia. Pensa che sarà un pensamento del Dincoi fantastico. Vediamo. Lo parlo in portoghese. In portoghese. No, potremmo parlare in portoghese, ero? Sì. Se siamo buoni. Sì, mais ou menos. Sì, vediamo. Estou com tanta dívida no banco que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco toma. Deu capio? Maestro, Misso sta na época che non potevi neanche parlare niente. Per l'amor di Dio, ero. Ecco, ma va bene, bel pensamento, È un pensamento che tocca pensare che sono pulito. Tocca pensare che sono. Che avevo ascoltato. Ecco, ma una volta i nostri italiani, noi che aveva tanto pretensione, vero? Noi che aveva questa idea di un dire star signori, no? Loro quando si venesti qua nel Brasile voleva perché? Libertà, lavoro, fede, pregare, stare insieme con famiglia, fondare una comunità che fosse la scuola, la chiesa, fare i fioi, che venisse grandi, slevai. Già era questo, vero, E proprio maestro? il banco Era molto semplice. Sì, era semplice e o próprio banco deles era o quê? Um emprestava pro outro, quem tinha Sim. mais, e eles se ajudavam dessa E senza forma. giuro. E senza giuro. Il vincoi non che se meraviglia. picosita, altri lo sapevano. Non neanche a parlare. Perché se ti impresti soldi senza giuro, per amor di Dio, Non te ne mai che basta. non è mai che basta. Va bene, proprio Ma così. infatti, proprio Ecco. cosita. E Bartoldetto, nesta volta, pensei no Kencol venisse insieme con Marinho, ma diz che il bicho velho tá, tipo così, in italiano si potrebbe dire esplosione. 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 Lere quanti di che non lo vedo più, ma in mega proprio dito ciò. Ah. Esplosione. Il gas ai capelli venire lunghi, a barba. Ma non è so più. moda adesso la barba lunga, Ah, tutti gli ma allora uomini dopo la barba Bartoldetto lunga. è moda anche lui. Mhm. Le de rimirarsi diciamo. No? Va bene, allora tutto così. Cosita. Maestro, potremmo mandare un saluto a Olivio Marcolan, che fa 75 anni in cui. No, dir quella. Sì, ciò. Guarda, ciò. E le Olivio Marculan Possa. Ecco, Marculan Possa. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade. Eita là, e un'altra, ascolta Olivio Marculan Possa, settimana passata, che ha fatto 54 anni di matrimonio, maridà con la nonna Ortenila Dassi Possa. Se bode di che, maestro?
50 anni e bode di No, oro. no, 54. 54? 54, no. Sì, ho visto che le 54. Sì, ma Ma allora mi ho detto, 50 Quanta? anni di oro. 54 tocca andare in cerca a sapere cosa che sei. Ma Perché mi so mia. Ma mi Sento so. ti. Sì, siete milio. Ma miglio dopo dell'oro, po'. No, 54, 50, 51, 52, 53, 54. Sì. De milio. De miglio? Sì. Sapete, mia te. Ma Sapete o no? mi sapeva mia. Neanche che a me. 54 era de miglio. Mi neanche sapeva a me. di un anno quanto che sei. Ah, che è qui che dura di più il giorno in cui. Sì. Se tu ti bode de 100 anni cosa che sei? No. Mi so. E lo che allora? De osso. 100 anni di maridai, se bodas de osso. Perché E se- potevi andare in cerca, non che volevi altro. Vedere se chi ne aveva cattà qualche duno Cacche che non arrivava. differente, Ma Vede ascolta se te parlare, che arrivava. che sai che settimana, Drio, giorno 3 sta, giorno 3 che abbiamo fatto la live, solo il giorno di morti. Sì, che era il giorno 2. Sì, e se sta frottolo in Drio. Allora, ascolta questa, che non era un cristiano che beveva. Ma pensa in beve, che piacere, no? Ecco, qua denanti, quando che neanche un che beve neanche da rente di lui, no? E finaccio. Fin settimana passata no, ma stasera ho paura. Sì, per stasera qua va qui la via, qua tutti di beffe, no? Ciao allora, il fai la ciuca e dopo tu camminalo a casa. Ma Beh, guarda, fatica. di, incomodea su, disturbea su persone, detto, impareciamo, e allora che n'era una vecchiotta, che aveva quasi 100 anni, e di morire. Allora amore, vai a far che il cimitero e fa tomba. Sì, parecchiar, no? Ai parecchia tomba, invece amore, ma una volta non era ospedale, tutto casa, tira il fiato. Invece amore, invece amore P. Amore P, Magari gli a tirare il fiapo lì. comincia a tirare il fiato pulito, amore P, ecco, sarà la tomba, va invece va più il cimitero, va quando si è morta. Beh, ecco, stato là sta tomba aperta, nuova aperta. E che il cristiano lì, c'è sto Tony, e che tira su una siraca da una ciuca che l'era buttata in terra, strassinato finito. E ciò era vespera del giorno di morti. Gai fatto su che? Io gacci a in 3-4, e io gai urtà, con le gambe così, rento ta tomba. Urtà rento a sala. A sala rento, lui che dormia. E dormia non si era ni corto. Stiamo qua adesso, facciamo un sacrificio, ma lo spauremo. Stiamo qua fin Che il sede che si dismisse. E gai intacca candele qua, candele là via, e le tenie intacca e ciò. Ciò là poi, 5:30 della mattina scomincia. Ciuccia Fior, Gai che canta, Gioan De Baro, tutti che fa baruglio. che fa baruglio e tal, Passarini, e viene fuori. Si tira a Rastinon e si senta insieme alla tomba. Si sfrega bene gli occhi, allora combinai in 4, un do in fondo al gadito. E mi che son qua a 42 anni, morto per via della cacciassa. E Lucio ha cominciato a passare che ciucca, perché no? Che altro lo si fa così qua candela. E mi che son qua a 54 anni, morto te na briga na faconada per via della cacciassa che c'era ciucco. Do in fondo che altro canton che altro su e su a candela, su e su a candela, su e su a candela. E mi che son qua a 36 anni cascata il cavalciù come Gostrassinà e son morto per via da cacciassa. E faccio. E che gli occhioni grandi. Una scianta, quando gli ha finito di parlare, ha dato un silenzio, tenendosi sul leva sul rito. Beh, tu sapete che sei qua tanto tempo così, a poterissimi a dirmi che sei una bottega per bermi una cacciassetta. Bravo Lua! Per smissiarsi ancora con quella idea. Beh, ascolta, la enquete, la domanda che ha dato che allora? Oh, no. Maestro, lei ditila. Hai detto che quanto per cento che ha detto no? Sant'Antonio. No, adesso chi che ottiene? Solo il 4% che ha detto no. Eh? Solo il 4%. E il 96% che ha detto sì. Ma allora bisogna che torni in drio. Bisogna che sia giusta e braghe. Mi toccherà tenerselo.
Entendeu? Não adianta, bem cosita. Sì, ma il torna allora. 96% delle persone che ha fatto un bel estero, no? Allora Sempre che andiamo vuol una bene. sonata e dopo lo chiamiamo. Dopo lo chiamiamo... Beh, mi va l'acqua e tose. Fa una sciacola che tose, maestro. Ecco allora, vai che mi sta Va, qua. ecco. Buonasera. 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 Mi qui, come stato? Bem? Bem. Perché cresceste un 4-5 centimetri. Pouquinho só. Bem, maravilha. Ecco. Tudo certo. Le tose, se drio ritornar, tanti gado mandar, le suona bene e se brave e le porta allegrezza sonare. Oh, grazie, grazie. Allora, come stato? Siamo tanto felici di essere qua con voi. Paloma, che brava che si Valtre, ecco. De Bento Gonçalves per qui che non vi conosce, mi è vero? Oh. E la mi qui siete da frontiera, mi qui? No, Verdeiro dos Alemão. Ah, Ezi alemana. Sim, Deutsch. De Spreche alles Deutsch. Cidade? Sinimbu. Sinimbu, interior de Santa Cruz do Sul. Na cidade de Paredão, São Pedro. Quantos habitantes tem lá? Tem 9.000. Opa! No centro, uns 3, né? O resto tá espalhado. A geografia é grande lá, é muito campo lá. Bastante mato. Mato? Mato, barranco. E o que se planta lá? Fumo! Fumo! Guerra lá! Cepita! Cepita! Sì, proprio. Só. Dopo mi conto una frotola del fumo. Penseve, Ecco. E avevo isso na mente. E a Paloma, e a família, tudo bem? Tudo bem, né? Eu quero mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai que estão assistindo. Nilce Tumeleiro e Laerte Trevisan. Tumeleiro e Trevisan. E i nonni? Che tu nonni vivi? No? No, ti non mi gnanca? appi- No, Sì. gnanca. No. Ecco, va bene. Diciamo allora Já foi tudo, viu? Se mia de Geri Nhanca Valtre, é vero? Muito bem, muito prazer, muito obrigado por terem vindo e aceitado o nosso convite mais uma vez. Nós que A gente que agradecemos. agradece. Vamos fazer um bacana. Vamos fazer. Olha o termo, vamos fazer um bacana. Qual é que nós vamos tocar agora? Adesso sono una musica che go imparare della Giora, mia amiga. Ah, sì, Che è una legaitera anche ella. E che sonata è questa? E questa qua. Giorni di festa si vogliamo ricordare, campane a suonare, senti che bel cantare. Con le morose si sposava i giovanotti, intanto che i vecchiotti nell'amore indi a giocare. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Giorni di festa si vogliamo ricordare, campane a suonare, senti che bel cantare. Con le morose si sposava i giovanotti, intanto che i vecchiotti dell'amore indi a giocare. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2. Cosita, sì, che spettacolo, che meraviglia. Oh, Marinho, vem, che te gaccia. E te gaccia, sì, te Paul, vem. Me gali votar. Sì, ciao, sì. Sim. Tira sul cappello un pochettino.
Sì, così allora. Ah, Voi così. cavei, guarda, tutti i cavei Qua su, ancora, guarda, bisogna che te guardi Sì, qua su, sì, qua sì, alto, sì, qua sì, chi sì, te sì, guarda, sì. lì. Sì. Se o Dio vedelo bem, lo vem più gordo, più bello. No, come emagreceste, non so se si cani in corti. Sì, ma tocca ti può vedere. dare si dica qualcosa, dica guarda, mi accettiamo di volta per questo, per quello, Sì, vi ringrazio per la votazione. Guarda, lì 96% che dite sì e 4% no. Mi sento quasi Ah sì, no, te che orgoglioso. Ma gente e tutti tu, Ma per perché amor guarda qua, de 4% sono mi, Marco, Josiel. Maestro, Trevisan. Valtri, gli unici che Le due tose, Sì, gli unici che volevi accettarmi, se Valtri. Vedi come ecco, cos'è, ma allora ritorniamo. Adesso andremo a fare un... Mica varia caro che venisse gran dentro lavoro. banda della Maestro Ferro, tutti e tre qua. Vieni qua, maestro. Ascolta bene. Mi mando un saluto a Carlo Favero, Sì. nostro amicissimo, no? Sì. Quando altri venite a Serafina Correa, che venite a Serra Gauscia, che venite a fare una visita al nostro paesello qua, che è intorno a 16.000 persone. 17.000 e poco. 17.000 persone, ma è un paesello simpatico, bellissimo. Non stia a Sarde venire a conoscermi, altri, mi è vero? Sì. Ma noi siamo simpatici. La bellezza è restare con le donne, mi è vero? La città di Serafina lei riconoscesta come la città simpatia. Simpatia. Noi Noi siamo simpatici e la bellezza resta con le donne. Va Sì, bene. Allora abbiamo ristorante di Veneto. Sì o no? Proprio. Ristorante Nel di centro Veneto. lì da città. Ma e allora se del club gauscio, del centro proprio della Unze de Serafina, ascolti bene allora. Sti giorni arriva tre turisti a Serafina. 3 Sì. persone, i era del Veneto, e arrivati e aveva soldi per pagare. Ecco. E allora quando si andai a pagare, la conta l'ha dato 30 reali. Ah sì? 30 reali. E allora? E allora ci ha pasti 30 reali e ha dato il toso che Laura là, che non mi penso il nome, il tosato che Carlon là e Laura, e ha portato il cash. Allora Carlon ha detto, di chi soldi? No, lei di chi 3. Veneti, sei d'Italia, Volga, ha detto, fa cosita, porta in drio un trucco, daghe una gorgetta, tipo daghe un desconto, non una gorgetta, daghe un desconto a questi 3 tusi, che dopo lui ritorna in drio ancora e resta contento. Allora, che ha dato in drio 5 monedette di un real, capio? Sì, allora ha detto, daghe 5 del desconto. Quando il toso l'era drio andare, e ha pensato, ma ascolta, mi ha dato 10 conti cada uno, ascoltai anche altre tose che si dicono là, ascoltai, ha dato 30 reali 10 cada uno. Sì. E allora lui ha fatto 5 monete di un real e ha pensato, come dare in drio a 3, 5 monete? Allora ha pensato, dei 5, guardate bene, che dà in drio uno cada uno, che resta contenti, perché c'è un desconto, e c'ha 2 piante scarsella. E che ha fatto? Pianta 2 reali scarsella, c'ha i 3 reali, e va là che ha detto, guarda, e il paron, le via, le favero, l'italiano, e che ha voluto darvi un aggrado, un desconto a altri 3. Allora che ha detto? Un real partì, un partì e un partì. Ora stai contenti, ciao Vartì. Allora che ha costato solo... italiani che ha costato solo 9 reali. Adesso mi domando a altri 2 e altri che si casa. Ascolta bene. Ascolti bene. I ha pagato 30 reali, vero? Sì. E i ci ha pagato in drio quanto cada uno? Un reale. Un reale. Allora i ha pagato 10 manco 9. Sì o no, maestro? Sì, 9. Sì. 3 volte 9? 27. 27. E P2 che è scarsella del garçon? 29. E che altro reale? Io ho andato un 2. Mi sono domandato a altri. Ma a me non sono buono. Neanche a me non sono buon capire. Allora avanti che si casa può di rispondere se sa che le è dato quel reale lì. Proprio. Capito? Ferro, ticket sì maestro. Ticket sì maestro, dici qualcosa adesso? Sì maestro del portoghese, non del matematica. No, neanche del portoghese, mi sono... Sito maestro. Intanto che noi discutiamo, metti su il nostro video di Tosatei di Abravect. Vai, metti su là.
único que pode eliminar carrapatos e pulgas da sua casa e do seu pet com uma única dose por 12 semanas. Bravecto, proteção que aproxima. Bravecto, proteção que aproxima. Que fantástico, que bellissimo. Franco Saccardo, un veneto che deve star a noi a Trento Flores da Cunha, un grande amico nostro, collaborador che porta materia per noi altri qua, il nostro filò italiano, che manda sempre origine dai cognomi, adesso è la campagna del mese di novembre. Ascoltiamo, vediamo. Buonasera a tutti, sono contento di essere qua al filò italiano e Edgar Marostica mi dà questa possibilità qua di mandarvi un messaggio a tutti voi altri. Eccolo qua, vi lo leso perché è importante. Campagna di novembre 2020. Durante il mese di novembre del 2020 le Testimonie di Geova in tutto il mondo le andrà a distribuire la rivista A Sentinella col tema O che è o reino de Deus. Persone di differenti credenze le andrà in cerca di questa risposta da centinaia di anni. Le Testimonie di Geova le andrà a distribuire questa rivista per il pubblico in generale, paruni di imprese, stabilimenti commerciali, autorità del governo locale e nazionale. Per obbedire ai protocolli della salute sarà adoperare metodi sicuri durante questa campagna, come distribuire la rivista e far visite per mesi elettronici. Tante persone le fa orazione perché il vegna è il regno di Dio, ma tante volte le si domanda cosa che lei o cosa che il farà. Questa rivista la mostra come che queste domande le si rispondeste di forma chiara nella Bibbia. Siamo sicuri che le promesse della Bibbia sopra il regno di Dio le darà ai lettori consolo e speranza di che il mondo andrà a restare libero dal dolore e dal soffrimento. Una copia elettronica in più di 300 idiomi la è disponibile nel sito delle Testimonie di Geova jw.org. Ecco, se vi difficoltà andare dentro nel jw.org, potete chiamarmi, così mi vi aiuto ad andare dentro o vi faccio arrivare una sentinella a casa. Se avete problemi o volete farmi delle domande, ecco, vi do lo stesso numero, così voi altri potete chiamarmi e mi posso rispondere. Buon filò a tutti, ciao a tutti! Bravo Franco, ascolta, le tose già era devo parlare, vero? Sora fumo. Sì o no? Mi qui è la regione che la viene del fumo, no? Sì. Allora una volta, anche c'era le linee, che avevamo contato la frottola qui, la linea che veniva tutti su. Allora là che n'era galline, là che n'era formaio, salami, portea, uvi, suppa a linea, sì o no? Mangioca, quel che portea via, dove chi andava a comprare, dopo patate, e che n'era una linea, cioè di quelle vecchie che andava per girare, no? Allora che era una veccetta sentata a banda di là, e qua che era nessuno. E ora sto cristiano qua picca via cosita, il vardea cosita, e che n'era un paccottino. Allora lui ha detto, mi ciappo e mi sento, ma la nonna non vedere di tirare via sto paccottino. Ecco, e allora quando che l'è andato per sentarsi, gli ha detto, mi fa una meassata, ma fa un estro di sentarmi, ma mi tegno, solo per vedere cosa che la nonna ha detto. Ha tolto il pacottino. Ha tolto il paccotto. Quando che è andato per molarsi, so la causa, per l'amor di Dio, occhio con gli uvi. E l'ha detto. E lui ha detto scusa, non sapeva che era tu lì che era ovi. No, l'ha detto qua che ne ciodi. E dopo Maria Santissima. E dopo che era un cristiano che gli aveva comprato un tocco di fumo di 1,5 metri. E non sapeva mica dove metterlo via, che intorcia su. Con 1,5 metri, capivo? Intorcia su. E pianta scarsella. Sai che una volta da bere quei braghe, mette tutte strassinate, sfenie, no? Sì. E là da una cianta, con sta linea che andava, la bottega dei pochi bottoni, sai che mezzo ciucchetto va a pisare, non si pensa di tutti i bottoni. E il rollo di fumo
se tu intorci su bene, lui va mollandosi, mi è vera? Sì, se E non se- ha il melado proprio Proprio se non ha un buon melado, si mola. E quando che segamo la fuori così, a fuori a bottega che viene fuori un tocco di fumo. A ponta A del ponta fumo. de- Negro. La linea in avanti in drio e lui avanti in drio e clada la scianta che gas pentonare su per un culo della vecchia. La vecchia la si volta in drio. Ghetto fatto su che? E lui quando ha visto che mi sta a pide sguelto che piantava manda di quanto tira fuori a rinte e fippete un tocco e fippara per la finestra perché l'ha incomodato. Ghetto fatto che? E l'ha detto lui che sono, no, non sti pensare, a che non corre 1,5 metri qua. No. Ha una T adesso, Una donna, lei arriva a casa e ha cagato il suo uomo con la spatoletta da decopare mosche in mano. Ah sì. Sento Dio far che ha detto a lui. Lui ha detto, Dio copar mosche, vedito mia, che sono Dio copar mosche. Non te vedi? E gli ha detto copar qualche d'una. Sì, e gli ha detto com'è che copar 3 mosche maschio e 2 mosche esera come a femmina. Ah sì, la femmina. E lo ha guardato e ha detto, ma fatto come saper che 3 era maschio e 2 era Femmine. e gli ha detto che 3 le ho copato il bicchiere di birra e 2 del telefono. Dio, occorre più di niente. No. Andiamo ai nostri patrocinatori, vai! Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. Maravilha! Ritorna, il nostro filò italiano, dentro del nostro canal italiano. Canal italiano di Edgar Marossica e una equipe grande, di Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, c'è dos gaúchos e ciò dei nostri italiani. Devo parlare adesso, mettimi qua la Faganello Autopeças, proprio così, si devo vedere qua? Qua così, Faganello Eletricidade Industrial e Automotiva, uma empresa Faganello Autopeças, fundada em 28 de julho de 1981, atua no ramo de eletricidade industrial e automotiva.
Com o passar do tempo, a empresa foi adquirindo confiança e experiência com fortes parceiros. Em outubro de 2002, a empresa se tornou membro da Bosch Car Service, com requisitos necessários para as exigências técnicas de produtos automotivos. Em 24 de junho de 2009, passou a contar com manutenção e cronotacógrafos. É difícil de falar, não é? Cronotacógrafos, tornando-se também posto autorizado VDO, marcas renomadas. E em 28 de junho de 2011, foi aprovado como posto de ensaio em cronotacógrafos credenciado junto ao Inmetro. Presta serviços de injeção e ignição eletrônica, troca de óleo, aferição e conserto de tacógrafos, conserto de ar-condicionado. Localizada essa empresa em Veranópolis, RS, ou BR 470, bem próximo à cidade. Um grande abraço ao nosso amigo Valdir, o Maiga Perso e Cavei, falando questo lavoro qua, está de geração para geração, né? Deixando para a família, para os filhos e para uma equipe profissional. Um grande abraço a toda a família Faganello. E o Valdir Faganello deixa um grande abraço a todos os seus clientes. Muito bem. Ecco. Gavemo na sonada al punto coletose. Andiamo bene, Tusi. Ancora suoniamo tutti i lanzamenti. Coração tá pisado como uma flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando se vai, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. O amor nasce sozinho, não é preciso plantar. A paixão nasce no peito, falsidade no olhar. Você nasceu para outro e eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho que canta quando te vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer da saudade da floresta e eu saudade de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Oh, saudade! Do meu bem-querer. Vou mandar aí um saludo bem especial lá de Concórdia, Sidiane Guissò. Sidiane, um basom para ti e grazie per far parte della salvaguarda della mantenanza del nostro italiano con un libro I fioi della nostra terra, em quadrinhos. Dá uma olhada, olha só, em quadrinhos. Estão observando aqui, ó? Em quadrinhos. Esse livro em quadrinhos. É novo.
É uma coisa nova. Obrigado, Sidiane, por fazer parte, por contribuir da cultura da nossa gente, del nostro italiano, i fioi dei migranti. Va bene. E parlando in cultura, Juvenal Dal Castel, presidente di Assodita, ha un minutinho. Dopo torniamo con Marinho e una frotola di quelle a capriccio. Vai! Buonasera a tutti gli interlocutori qua della live Filò Virtual. Buonasera Marostica, Ferro, Roger Treviani. Mi sono Juvenal Dal Castel, ora presidente della Assodita, e sono qua per ringraziare a tutti i partecipanti del 24 incontro dei diffusori dell'italiano che è successo sabato passato, il giorno 7, che li sta coordinando per il CEVEPI sotto la coordinazione della professora Loremi, di Diego, là di Colombo e di Curitiba del Paraná. E dire anche che qui chi ha partecipato all'incontro, 24 incontro dei diffusori, gli va a fare un bellissimo presente a casa sua, che è il libro Italiano per Ceglie Grandi, Grammatica e Storia, un libro che noi siamo di finirlo, pronto per stampare, e che mancava solo i soldi per pagare la stampa. Anche un'altra notizia buona che vi porto è che abbiamo arrivato a essere contemplati in un importantissimo progetto culturale, questa settimana ancora, che abbiamo fatto un progetto per fare la stampa di questo libro, con una quantia di soldi importante, perché non è barato per fare un libro. E allora siamo stati contemplati che abbiamo baruffato con 1700 altri progetti e il nostro progetto è stato classificato in ottavo posto. E allora questa grammatica qui che ha partecipato dell'incontro e ci farà questa grammatica di regalo. E un'altra notizia che dico è che ormai è quasi per venire fuori il risultato di un altro progetto importantissimo che manca solo che l'analisi del merito per il Consiglio Statuale della Cultura del progetto Cuccagna Scuola d'Italiano. E allora questo libro va a completare quel che mancava per non fare scuola, per insegnare e per imparare l'italiano. E allora questo progetto sarà fatto 10 nuclei in 10 municipi qua della regione, Guaporé, Serafina dell'Asiadi, Montauri, Paraí, Camargo e altri municipi con professori di cada città, e che sarà anche una scuola virtuale, una piattaforma digitale che noi la faremo di sofferi qua diretto da Porto Alegre, dove disponibilizzeremo tutte le lezioni, video aule e anche aule in diretta qua per la internet. Allora ringraziamo a tutti e vi aspettiamo insieme qua per menare avanti e costituire questi nuclei e studiare questa grammatica, che è un'importante conquista dell'italiano. Maravilha, Juvenal Dal Castel, un Spettacolo. Spettacolo, Spettacolo, un uomenetto. Juvenal, in nome di tutti gli italiani, in nome del gruppo di Assodita, in nome qua del nostro Filò, volevamo farti un ringraziamento speciale a te e a tutti gli altri che si devono fare questi progetti e devono portare in mano di quei che vogliono imparare l'italiano giusto. Netto, e dizia che Marinho, netto e certo. Vai di nuovo. Netto e certo. Ecco, va a essere la grafia dell'italiano. Non adianta dar drio panciane. Non altri è che manteniamo e non altri è che portiamo avanti questa maniera qua. Allora ti Juvenal, sì, uno dei capi, nostro ringraziamento speciale. Va bene. Marinho, qui in casa, i vol, sentisi Marinho, conta qualche barzelletta, qualche storia. Prima vi mandare un truccone a Idovino Baldissera là di Videra Santa Catarina, che lui è maestro. Così. Maestro, sì. E il suo nome, sai come chi la casco io? Suo papà e diversi nella bodega là, chi bevea. I gali che manda a dire a Idovino che la donna che aveva guadagnato netto satano. Ma suo pupà? Sì, suo pupà. E allora lui ha detto... Il tuo nome che è? Idovino, che ha questo nome Idovino. Idovino. Perché tanti dice vin e sì, tanti dice vino. Allora il nome del mio cugino è Idovino per causa del vino. Ma allora, vi conto una frottoletta. Un mandariglio, più il discorso. Sì, un che andava per strada. Che andava via ciò, di repente un camion la ciapa e la strassina. La strassina che ha fatto su, che ha saltato il cappello distante, i calzetti, fin calzetti. Cavai. E fa lì che, viene il SAMU,
carga su e mena all'ospedale. Baraticcio. Primo ospedale che Ma cata sfinio. all'ospedale delle Monache. Te sai che i preti una volta. Allora è andato in coma, è stato là quanti giornali? Farinà. Quanti- Desmanchar 25-26 di. Mia Maria Santa. Ma tasi che ha fatto. Ma si è recuperato? Sì, no, ma che ha fatto una. Sì, diciamo là. di che una operazione. Ah sì, là, Dai, gatta giunta cassù, su pese. Figa, perché palpo il mio, vedi se le qua. Sì. Non so se le lì, Che gatta cassù il figa, le costelle, Ma le lì? gli ossi, sì, le Là, qua. là, Sgionfo, ma le qua. Ecco. E allora... Sì, è il trasplante, implante, gatta che ti gravia. Si è recuperato. Ma allora Tasi che ha Mi è morto. cirurgia che ha dato certo. Che ma male. l'era le Moniche che tendeva all'ospedale. Ospedale dei Monache, sì. Monache. Ma già era quasi tutti gli ospedali una volta dei Monache. Chiama che l'altro Romai San, pronto per dar alta. Per andare via. E a Monica, la Monica preoccupata. Ah sì. In cobraga conta. Sì, perché quando te verento all'ospedale qualcuno tocca assinare del responsabile. Ma come l'era un andariglio che E l'era mezzo morto? Nessun che assinato. E allora? E allora ce l'ha andata là e ha detto, ascolta, se può dare a certa racconta. Passa avanti. E allora lui? E Gadita, che tu plano di salute? No. No, mia plano no, go plano di salute. Che mia, ecco. Cheque. Cheque, talon de cheque. Che tu cheque per pagare a conta? Niente. Signor, Gadita, baratissimo. Mai bio cheque. Se mi go cheque. E avanti. Che tu qualche parente che può pagare a conta? Lui che Gadita vara. L'unico parente che go è una sorella che è Monica. Una solterona. Sì, Monica. Solterona è Monica. Ciò, ma la Monica la segava offendesto. Che altra la che era Dio attendere? Quella che era Dio cobrarlo la segava offendesto, la che ha detto, ascolta qua. Le Moniche le mie solterone. Se te vuol capirla. Le Moniche le se maridai con Gesù Cristo. Ah, sì, del suo modo di capire. Lugas come si arride, Gadita. Signor, mandega la conta a me cugnà. Se così. Ed è là, è stato che là che ha sorgito la parola dir Dio che te paga. Dio te paga. Boh, adesso mi va a banda dell'acqua e tose. Sì. Fare una sciacola. E potremmo vivere insieme in cammino. Ma che mi ha posto. Che mi ha posto. Perché guarda che belle. Che mi ha posto per tutti qua. Ascolta, Valtre soneo de tutto? Sì. Ma quei casa che devo guardarmi adesso, da per suonare una suonadetta tipo, sai che i bailoni? I bailoni, che ha la ranciera, che ha la bandigna, no? Che suda, che balla la notte intera, che beve birra. Quanto tempo, ma quanta saudade, ma quanto rimpianto, amor, perché quanto tempo, dopo la pandemia, pindai, forse fare una, sai o no? Sì. Atuais, no? Sì. Atuais, che atuais è famosi di bailoni, vediamo, vai. Navegando nas ondas do mar eu vou, meu destino vou seguir. No meu barco eu vou cantando amor que levo dentro de mim. No azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar. Só você que eu sei amar. Vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar. Essa aqui também, ó. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville, Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em
Rio do Sul, o Timbó, e daí eu sei que é linda essa menina. Alô, Santa Catarina. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville, Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, o Timbó, e daí eu sei que é linda essa menina. Essa aqui, ó. Porto Alegre é longe, tô pegando o ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Porto Alegre é longe, tô pegando o ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Maria, tchá, tchá, tchá. Maria foi casada com um homem da roça, morava numa palhoça, era prêmio do lugar. Lá deixou tudo, veio morar na cidade, sua maior felicidade é fazer um tchá. Vai! Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, sua maior felicidade é fazer um tchá tchá tchá. Qua Maria, vem qua maestro, qua, ti devi avanti qua. Maraviglia, che spettacolo, tose suona, canta. Ese il demonio. Maestro, e ti disto che? Mi non diria neanche che sarebbe proprio il demonio, sarebbe altra cosa, no? Sì. No, ma è un dittato di dire come si Quando che ti fai una cosa ben fatta. Spettacolare, bellissima, proprio. Proprio, quando che il cara è gran buono. Quando sei una persona brava, sì, proprio così. Perché se lei è un uomo, sei il demonio, de brutto. Ma come le due belle tose, sì, proprio così. Va bene. Sì. Due demonietti. Maestro, ancora che sei regole, sì, vero? Sì che sei regole. Sì. Beh, che mandiamo un saluto ai Dir Turcato e a tutti i turcati dal cognome Turcato, origine dai cognomi. È importante, Franco Saccardo me ga mandà. L'origine dal cognome Turcato viene dai turchi. Significato è soldato che in te Serenissima Repubblica Veneta che ha fatto guerra, che ha combattesto contro i turchi. Visto? La diffusione de P Turcato in te provincia di Vicenza, a Padova, regione del Veneto. La provincia di Vicenza dove che c'è l'ora di P Turcato. Ecco, va bene? Visto? Ecco così. Origina dal cognome Pan. Se ti fossi ti Marino da tua testa, sì, dire che Pan viene da che? Da una persona buona, da una persona che ha carezza, perché il pan fa sostanza, il pan che dà da mangiare alle persone, capito? Mica taria che sarebbe così, ma sì. che vuol dire? Beh, ecco, andiamo a vederlo. Andiamo a vedere. Che pan, se capisci, che di tanti chi dice pan. È complicato, vero? Perché te sei drio, mi è drio dire il tuo cognome giusto. Giusto. Mi è vero? Sì. Il tuo cognome è Pan. Non costa niente dire pan, perché se si deve dirlo giusto. Se ti vuol dire pan, fica a vontade. Te si deve dire il tuo cognome sbagliato. Va bene? Sì, sì. Il tuo soprannome è Pan. Capito? Giusto? Ecco. Ma l'origine. Meglio fuori che. L'origine del pan la viene dal greco pain, che vuol dire pascolare, è il pastor. L'era è il dio della colonia, del potrero. Arati? Ma come sbagliate tanto? Lì in volta, vero? È il una dio. persona buona. Ecco, persona... ecco il pastor. Sì, sì che tende le pecore. Proprio così. Significato, pan significa uomo che fa prosperare, l'uomo che porta la luce. Oh, tu visto? La diffusione, dove che sei di Pipan, sei nella provincia di Padova, Vicenza, nella regione del Veneto. La città di Cittadella, in provincia di Padova, dove che sei l'ora di P, famiglia e cognome Pan.
Va bene? Che bello, che bello, che bello. Adesso paludo! Paludo! Paludo, moda Devo e vedere. stilo. Noi che ne qua nella nostra regione tanti paludo, perché è famoso il nome paludo devido alle logge, la loggia paludo, che ha infinità di prodotti, delle meglio marche teccate in tele logge paludo. Ecco, origine. La origine del paludo la viene dalla parola palude o paludano de pantano, capito? Ecco, il significato non catà, forse uomini che viveva darente la palude, darente al pantano, capito? Sì, Ecco, la sì. diffusione dove che sei de P paludo, sei nella provincia di Vicenza, no, di Venezia e Treviso, nella regione loro del Veneto, in provincia di Treviso, sei dove che sei de P loro ste cognome paludo. Giusto? Nostro patrocinatore. Nostro patrocinatore. Eh, Va bene? Guarda solo, che spettacolo. Proprio così, ecco, va bene. Andiamo a vedere un video adesso, Josiel, della Fatima Vanin. A Fatima Vanin che ha se de star a capital de capital de Paraná, Curitiba. E là a Curitiba loro hanno una festa grande, ma dopo noi altri parliamo. Adesso andiamo a vedere cosa che a Fatima, che ha se favero, Vanin, a se qua de Serafina. Ma sei stata me compagniera di lavoro? Che lavorare insieme? Dobbiamo lavorare insieme, mia la Fatima. Ora andiamo a vedere cosa che Sì. la mi conta chi fa là, ha detto che non perde mai, vero? Ela, Vanin, e perde mai il nostro filò. Andiamo a vedere cosa che la mi conta, vai. Te me conhece há tanto tempo, sou Fátima Fávero, maridada com Denilson Vanin, e sou nascesta ali em Serafina, Coreia. E adesso sono di estar qua a Santa Felicidade, in Curitiba, il bairro di Italiani. E settimana qua abbiamo la festa, sono qua nella parrocchia San Giuseppe e Santa Felicità. E il padre va a parlare un pochettino, il padre Luis, è qua con me, e va a parlare un poco sobre la festa. Buonanotte a tutti quanti. Vogliamo fare questo invito, partecipare alla nostra festa. Domenica prossima abbiamo questa opportunità di celebrare la nostra festa di Santa Felicità. Anche abbiamo questo pranzo tipico italiano, pollo di polenta, frango di polenta, come diciamo qua a Curitiba. Tutti quanti sono invitati a partecipare con noi. Ringraziamo a tutti quanti, un abbraccio, arrivederci. Va bene. La Fatima, che piacere, che allegrezza di sapere che Valtri mi ascolta là in Curitiba. Ha detto che la Fatima lì, maestro, ti che te ha il cellulare in mano. Allora, bairro Santa Felicidade, no? Famoso por grandes restaurantes de gastronomia italiana. Opa! A paróquia São José e Santa Felicidade faz duas festas principais no ano. Fevereiro, festa da uva, e em julho, festa da polenta e frango. E aqui no bairro, a polenta é com farinha de milho branco. Só no bairro Santa Felicidade tem 25.209 habitantes. Maria Santa! Allora è grande, no? Che bairro, no? Giusto. Grazie, maestro! Ecco allora. Va bene. Adesso noi andiamo a fargli un omenaggio alla Fante, la vodka raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, guardate qua. Anzi sempre parliamo di un estro nostro, vero? Che la vodka raisca te la cati anche ante le ferrarie, perché la è buona, la ha un buon costo-benefizio, te fa delle caipirinhe buonissime proprio, le cosita. Metti su qua per oh, che spettacolo, eh? Fante, vinhos, sucos e destilados, 1970-2020. 48º prêmio exportação. Que maravilha! Saiba agora um pouco mais sobre essa grande empresa que nos orgulha e é nossa patrocinadora. Homenagem da Fante. No ano de 2020, um marco da Fante, indústria de bebidas limitada que celebra 50 anos de história e conquista pela terceira vez consecutiva. O Prêmio Exportação Rio Grande do Sul, na categoria Destaque Setorial Bebidas.
nessas 5 décadas, em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, preserva os valores herdados da família. A Fante venceu desafios de mercado e de concorrência. Hoje é a maior exportadora de vinhos no Brasil e de destilados no Rio Grande do Sul, especializada na produção de vinhos, sucos, espumantes e destilados. Conta com mais de 100 produtos e mais de 20 marcas, sendo as principais Gin Rocks, Vodka Raisca, Aperitivo, Blackstone, Cachaça Brazuca e Quinta do Morgado, Cordelier e Oremos. Estas últimas para o setor de vinhos e espumantes. Nos últimos anos, a empresa registrou 200% em exportações na América do Sul e Central, com significativo avanço nos mercados africano e norte-americano. Em 2019, a empresa destinou ao exterior cerca de 15% das 46 milhões de unidades produzidas. A empresa dedicou esforços em tendências de consumo, buscando atender o público de forma específica e no sistema de distribuição, logística e marketing. A Fante busca em sua expansão da sua capacidade produtiva. Hoje é formada por 4 unidades industriais e conta com mais de 250 colaboradores diretos e indiretos. E para 2021, o projeto é a inauguração de um novo espaço na sede administrativa, que oferecerá um amplo varejo integrado à casa da família fundadora da empresa. A expectativa é continuar prosperando resultados no mercado e preservando os valores e tradições que conduziram o empreendimento durante estes 50 anos de trajetória. Os nossos parabéns à Fante e toda a sua equipe. Que maravilha, que beleza. E no altri adesso andiamo ascoltar un'altra bella sonata con le tose che sei qua, che le sei bravissime. Vai! Un altro lançamento. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Fui na casa da morena pedir água pra beber. Fui na casa da morena pedir água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Tem um pouco de sede? Embora teus pais não queiram que eu me case com você, embora teus pais não queiram que eu me case com você, mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. Porque depois que tá casado, falou, ai que brusa. E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás. E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha
esse é um gin. Fui na casa da morena pedir água pra beber. Fui na casa da morena pedir água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Que maravilha, que beleza. Para qua. Qua quer dizer um drink com gin, né? E energético. Oh, ecco allora. Sì, pode provarlo. Claro. Andiamo. Cortesia da Fante, nossa patrocinadora. E aqui um gin rocks para vocês levarem. Oh, grazie, grazie. Va bem, vou deixar aqui. Mi ancora bevo mia che sono drio guiato. Não podia. Va dopo bem. quando arrivo a casa... pode, né? E uma vodka raisca também, va bem? Sì, va bene, Ok? grazie, grazie. Um regalo da Fante para vocês duas. Muito Giusto? obrigada. Grazie, Fante. Va bem? Qua Grazie adesso mille. qua. Opa! Come stai? Tu bem? Maravilha, spettacolo, sì. Dend'è che si driu vedermi, no? Sì. De Palmito, Santa Catarina. Opa! Iraciminha, Santa Lúcia do Piauí. Piai. Arroio do Sal. É Piauí? É Santa Lúcia do Piauí, talvez. Piauí. Arroio do Sal, Montauri. Arroio do Sal, Montauri. Aí, Sandanduva, Santo Antônio da Patrulha. Opa! Passo Fundo, Centenário, Porto Alegre, Xanxerê, Londrina, Paraná, Nova Prata, Quilombo, Cordilheira Alta, Tailândia, Pará. Lá de Tailândia, Zé, Lauro Marostica, Chicão, da minha família que me assiste lá. Próprio. Loura Gazeta é Doutor Ricardo, Jari, Rio Grande do Sul, Antônio Prado, Boa Vista do Sul, Vila Maria, Jaguaré, Espírito Santo, Palotina, Paraná, Pinhalzinho, Santa Catarina, São José do Cedro, Santa Catarina, Passo de Torres, Santa Catarina, Nova Bassano, Frederico Westphalen, Canoas, Descanso, Esteio, Toledo, Serra Alta, Vila Flores, Caxias do Sul, Erechim, Carlos Barbosa, Santa Rosa e Santo Veloso, Trante, Maria Santa, Marco, que maravilha. Que maravilha, que allora, audiência. gente que scompartisse, vero? Ecco, chi che se di ascoltare, che di assistere, scompartilhi avanti che tanti loro vedono il filo italiano. Proprio. Vuoi fare un ringraziamento speciale ai nostri patrocinatori? Andiamo a vedere i nostri patrocinatori, comprare prodotti e lavori dei nostri patrocinatori. Di che forza i nostri patrocinatori, quelli che mi aiuta qua no altri del nostro filo italiano. Andiamo a vedere, vai. Somos a Bufon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história.
A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco! Pian Alimentos. Pian Alimentos, un struconasso. Mandiamo un saluto a Bibi. A Bibi. Bibbiano Deitos. E tutta la sua famiglia, e tutti di Santa Rosa. Te ringrazio, Bibi, per essere venuto questo fine Polivalente, settimana. o super da Guarda famiglia, lì, o conceito desse supermercado da famiglia. Vadi di Santa Rosa, deghe preferência da comprar del polivalente. Bibi è una alma di una persona. Gente buonissima, Procura proprio fare così. il bene. Ascolta bene, una volta che... Una frotola, una mia e una tua. Può essere. Ma- Vai ti prima. Ti prima. Allora, Ma tua è mia bella storia. ma lei non Lei è un una fatto storia. veridico. Ah, sì, Un fatto veridico. Questi 3 mesi che sono stato fuori. Vai in venire- qua, vai sì, in là, vai in qua, vai in là. Ma allora, che ha dato che? Volta una famiglia che ha detto, ma ascolta, mica varia una peschiera qua che non sta facile. Lei è piena di che rosette là. Sì. Sai? Ah, erbe. Perché il mestieramento sono andato Che di là. tanti che chiama marechette, là, Sì. lei è una erba di... Oh maestro, una erba di acqua si chiama erbe che? Che? Acquatica. Anche la nonna sapeva che una erba di acqua è acquatica. Mettete con chi? Erbe... De acqua è acquatica, erba de terra è terratica. Ed io... Ma che cosa? E allora io sono andato... Solo che quelle dell'acqua non sta mia a pensare di sapparle. No. Pure c'ho almeno a vedere, che dite la chiusa qua mi toccaria limparla fuori. Portar via. Pure che le acquatica, come che le acquatiche, E se devi pescare, dove sei andato al lambo? Non passi a mia donna. Allora restia sopra, l'aria restia ariatica. Ariatica al lambo. Ecco. Cioè allora che dite, mi toccaria con una macchina per limpare fuori che lavoro là. E che dite, mi go provare, che dite, Da andare rento. limparmi. Ma solo che il gatto prova a svodarla, ma che ne resta a 70 centimetri d'acqua. Non deve. Non mi conseguivo svodarla. Tutta, Non che non era mia perché Sì. l'acqua arriva in su, la va mia. No, E allora? la legge da E allora c'ho a lei da gravidade. la gravidade proprio. Gravidatica. La peschiera la era più alta, più bassa do che tocchiamo là fuori. Allora arriva in su, la va mia. E allora che l'ho fatto che dite, ma pronta a rento, che dite, limparla. Sì. Al varento con sti valloni perché va paura, sti vai da Baspan. Da Baspanchi, che ha il cano lungo. E che aveva paura delle bisse. Vai, Sì, che allora questi va per stare in qualche bisse, stroncio. E bisse di acqua, quelle. Allora E varento entra e quando che si va via di casa così, robe tacconaia, colpi in colonia non si va a dire se anche resta mezzo sbregonaia. Ma manca mica un busetto qua. Ah, che è un buso? Sì, guarda, Allora, sì. eh. Cioè, allora il varento, e che provava a vedere l'impar fuori, ma che dite, no, ma qua tu usi, il problema va a essere grande, Ah, sì, Perché se che impiantador il baro, finta i cani di sti vai. E di qua in dollari sta sotto acqua. Ma allora con le braghe sbregai e borse andava fuori. E che c'era pure traire la peschiera. Hai capito? È meglio che mi attolo che traire e fai il crimine. Ascolta, allora una volta che era un cristiano, che il bevea. Ah sì? E il bevea tanto. No, come me. No. Ben de P. Ben de P. Sì, no, sì, quello era sì, sempre sì, ciugo, no? sì. E allora lui quando che la sua donna che controlla i soldi. Ma poveri, poveretti come i ragni, poveretti. Non dar via con pochi soldi che non lo cosa pedo. No che ne. Non ti se devi Allora- baile una volta, paura di spaccare un bicchiere perché se avevi soldi per Io, pagarlo. Te il baile. Allora sta attento, allora i aveva una cavra. Una cavra. Sì, una cabra. Sì. Pelosa, Brutta. ratissima, E no? allora ella la mondea per fare il caffè da mattina, per i tosatei. E un giorno sta cavra la si è diventata matta, la ga bastardà. E allora tocca a menarla al
becco, che allora la vienco il becchiti, la fa al latte ancora. E quando la becca la fa al latte, tanto da per fare anche pezzetti di formaggio. Sua mamma di Ottavio la fa pezzettine piccinine così. Di latte di cavolo. Latte di cavolo, ma sta forte. È un forno. Cioè allora ha detto così, guarda, te vai via dei nani, la via che il becco. Che porta. Guarda qua, che cobra 2 fiorini. Ciappa qua i 2 fiorini e vai. Paga il becco, no, dico paga il paron del becco. Paga il paron del becco, perché il becco che fa il lavoro da becca. Ecco. Ciappa sti 2 conti, accordè una soghetta a becca, e le becche quando si matte, e a quetta. Fare come con quetta. E allora c'ho, via, arriva a bodega, vai dentro, liga becca una pianta, mangia fuori 2 conti e via. Torna in drio, me ne becca il becco, sì, tutto pulito. 22 di dopo a becca. Fatta matta ancora. Allora ha detto, ma ascolta, ma che tu me ne becca il becco? Sì che è come nada. No che non è come nada. Sì che è come nada, no come nada. Ha detto, guarda, ti conto la verità. Come hai fuori i soldi da bodega? Ma signora, ha detto, allora guarda qua, ciappa 5 conti. Paga 2 del lavoro del becco e 3 mai fuori da bodega. Tá bom, ciappa sua becchetta e fuori. A coetta. Prima via da bodega, liga becca una pianta, vai dentro. Mai fuori un trago, 2, 3, se fuori 5 conti e meno Adrio. 22 di dopo torna a becca, attorno. Ma che tu menà becca, sì che come nada. Ma te che mi è menata. Sì. Ecco, mi è menata. Ciò a becca morta. Morta a becca. De passione o no? Ciò manda bene il veterinario consulta di qua, consulta di là, che dice che a becca qua. Sei morta di avoia. E il veterinario che ha constatato, cioè me ne a becca fin da rente il becco e niente, portare di volta, me ne ha da rente il becco e portare di volta, la becca è morta da voi. E la sua tonna che ha detto, è così proprio che ti vuole, adesso vai a dormire su da sola. Che dico mi? Cioè arrivé a sera, fai su Lauretti e senza soldi, loro sempre sincero. La maniera, se la vei i piedi, e su a scala su da sola a dormire. E vai un dì, vai una settimana, vai 2, vai 3, c'è un dì la che pensiamo a sera, ciò che non torna più. Che il becco è proprio duro così. Ha passato un 20 dì, mesma cosa, un sabato sera, che ha fatto una bella cena, e ha mangiato, e lui ha tomato bagno, e tu lì, ci è andato a letto, ha pensato stasera, si infiammano. Ciao Lucia a Pascala per andare su. Ciao, bestia! E la che ha detto, ha detto idea a farmi morire da voi come a becca! Vai là che mi sento spuzza di mangiare bruciato. Vai smissia su banda della per l'amor di Dio. Beh, adesso che mandiamo un saluto alla famiglia di Mudape. Mudape è una impresa. Allora, tutti che integra a famiglia, noi che mandiamo un struconasso. Iniziò suas atividades em 20 de outubro de 1949, em Paraí, Rio Grande do Sul, com os sócios Alcides Dallagnol, Ângelo Muraro e Guilherme Pegoraro, pioneiros na cidade com loja de materiais de construção, supermercado e moinho. Na época, era costume trocar animais por produtos e mercadorias. Quem não lembra? A sociedade foi se desenvolvendo e aumentando a variedade de produtos e em seguida dividida entre os sócios. Com o passar dos anos, Guilherme Pegoraro tornou-se o único dono e repassou para os seus herdeiros, Aloísio Pegoraro, Cirineu Pegoraro e Ivanor Pegoraro, e também por João Pegoraro. Ivanor, um struconasso a ti, il galetto, di ascoltarmi, di guardarmi sicuramente, un struconasso a tutta a famiglia Pegoraro de Paraí. E em 2000 a Comercial Mudape entrou para a rede da construção, já de propriedade do seu Ivanor Pegoraro, e a partir de 2017 vendeu a empresa para o Alexandre Andretta Bogo e sua esposa Grace Perosa Bogo, um struconasso, Alexandre, la Grace e toda a vostra equipe. E em 2018 abriu filial na cidade de Guabiju, hoje conta com 13 colaboradores. Aos clientes, agradecemos a confiança que em todos esses anos de história cresceram juntos com a Comercial Mudape de Paraí e de Guabiju. Um grande abraço a todos vocês. Va bem? Andiamo adesso a vedere la Nedì Teresinha Locatelli dopo Sonade, Nedì, cosa hai da contarmi sobre il nostro italiano? Vai! Buonasera, Marostica, la sua equipe e tutti quei che andranno a guardare questa live filò italiano.
Eu sou Nedi Terezinha Locatelli e coordeno o Comitê Nacional de Gestão da Língua Talhã, que é constituído por representantes da Sudita, da FEIBEMO e da FIBRA, entidades que representam os legítimos detentores da língua talhã e que são os protagonistas da sua titularidade, porque a língua talhã, inventariada e reconhecida como referência cultural brasileira, é também um bem jurídico. O comitê tem se empenhado na gestão de várias questões que irão contribuir de forma definitiva, que são questões estratégicas e estruturantes para a língua talhã. Entre outras, a aprovação do novo acordo ortográfico da gramática da língua talhã, do resgate e da divulgação do processo histórico que resultou no inventário e no reconhecimento da língua talhã pelo governo da República Federativa do Brasil e em ações de ensino e transmissão da língua talhã. Oh, Nedi, grazie cara, grazie. Ringraziamo tutti il vero maestro che collabora, che aiuta, che porta avanti il italiano, che insegna, che porta novità, che porta curiosità. Non è vero? Sì, è vera, proprio vera. E a Nedi ha tanto conoscimento. Tanto. No? Una persona fantastica, una grande amica nostra e una grande collaboratore del italiano. Sabia, Nedi. La indovinella. La indovinella e ha indovinato. I ha catafora. È stato Vilso Zarpelon. Zarpelon. Vilso Zarpelon. E ha fatto la conta cosita. Era 30. 30. Conti di debito, no? Dei 3 dinar. Sì. E gli ha dato 5 conti di desconto. Sì. Giusto? L'ora debita sarebbe stata 25. È andato là e gli ha dato in trio un conto cada un, 28. E 2 gli ha messi in scarsella, 30. Sarà giusto. Punto e basta. Punto e basta. Allora se solo a maniera di fare il calcolo. A maniera di fare il calcolo e di pensare, no? Perché se metti là in mezzo questa conta, la moltiplicazione, che se 3, che fatto i 3 volte 9, 27, non la sarà mia a conta, ma pensando così come Vilso gli ha pensato, da giusto non c'è niente di... Allora che reale là non esiste. Perché da se fosse così andare in cerca di fare i soldi moltiplicarsi, mia vera? Non sarebbe così. Sì. Ma non è facile fare quel lavoro. Ma matematica è esatta o no? Fin prova in contrario, sì. Se lo che è piante, allora quelle che viene dall'acqua non sono piante acquatiche. Marino, mia concordama. Mia concordama, bene, allora. Maestro. Marino se occorre fa le regole di come se dice e piante che viene dall'acqua, come che può chiamarsi. Sarebbe una roba da investigare, no? Da fare una pesquisa e dopo metterla qua. Dici tocchetti. Sì. Marinhas. Marinhas è quella che viene dal mare. Marinhas è del mare. Sebbene che acqua è quella del mare, anche quella dei rini. È tutto acqua. Ma se acqua dolce è acqua quel sale. Ervas daninhas. Ervas daninhas, le erbe che viene su due che non occorre mia che venga, tipo arrampeghini in mezzo al miglio. Ma signor, non siamo buoni a capirsi quando questa siamo buoni. Ma infatti, diamo le regole. Diamo le regole allora. Regole del italiano, maestro. Volevamo dire così, che avevamo regole del italiano e che avevamo anche regole che se devono venire fuori fresche, no? Bravo. Regole che va a essere anche truccate un pochettino migliorate per far meglio. Quando si scambia una roba, è sempre per farla meglio, no? Così allora lui le vede anche lui. Adesso se io vede regole del italiano lì. Regole del italiano. Ecco. Passa allora, avanti? Sì, ma adesso che finisco, no passare avanti, aspetta un pochettino. Che Juvenal del Castel, che si va a parlare qua anche stasera, che si dovrebbe fare la grammatica nuova, no, lui va a ristrutturare un po' la grammatica per farla meglio do che quella che ha.
Allora, asemia ancora pubblicata, ma mi la in manback. Opa, sì, saria l'avevo quasi copiata, una sorpresa. Fatto, l'avevo incadernata, è stata bella. Allora potremmo parlare solo a quello, no? Perché? Perché le cose le desidero postarsi all'italiano, no? Per strutturare la lingua, per cominciare a insegnarla, per cominciare a parlarla pulito, e allora cosita che le regole scritte in un libro. E insieme a quelle regole che viene fuori la fundamentazione teorica e regole, e anche un po' di attività per poter avere qualcosa in mano, per andare in sala di aula a insegnare ai piccinini, che si chiama Italiano per cei grandi. Che ho capito? Italiano per cei grandi. Sì. È il titolo si chiama Cucagna, vero? No, il titolo è Italiano per cei grandi. Italiano per cei grandi, ma se è Sì. una cucagna, catata cucagna da imparare, no? Va bene? Sì, poter imparare l'ena cucagna. Lena sì. cucagna, proprio così. Allora avanti, maestro. è con Regole te. della lingua italiana. Allora, cosita, non esiste come che siete la lingua del portoghese, no? Del portoghese, quando che te parli una parola tipo corazón, la se finisce con A o til, se Sì, dice. No sì. portoghese dice assim. Ah, sì. No italiano non esiste isso. Quando tem esse som, ele é feito com o N no final. Nunca o M. N de Nadia. Nunca M de mamãe. Che avevo capito? Allora cosita, un esempio, la parola magon, zarpelon, che è il cognome di persone, no? Se fa mia con A o til, se fa con O e N del final. Che ho capito? Capito? Ma il P se mette M, non che se parole dell'italiano che si finisce con la lettera M. Bravo. Avanti, adesso. Tutto il finale delle parole, né, come che si dice, allora quel che ho appena finito di dire, termina con N, nunca con M, sempre con N, N de navio. Inclusive nos sobrenomes. Allora là che c'è un po' di esempi. Canton, garrafon, convien, cristian, piumin. Parole così che sono scritte là per avere un esempio, no? Bravo, no? Cosita. Va bene? Va bene. Avanti. Un altro? Allora. E questa è una regoletta basica che è come del portoghese. No portoghese, antes do P e do B, sempre vai a letra M. M de mamãe. Dell'italiano è la medesima cosa. Sempre avanti del P e del B, M. Giusto. L'S dell'italiano ha una caratteristica ben interessante. L'S in mezzo a due vogali è il son de Z de zebra, no? Allora o S sempre no meio de duas vogais na palavra, ele tem o som de Z. Lá che Z, esempio. Sbaglio. Abbiamo l'accento sbagliato. L'accento lì, lette il primo E del 3, non del D. È Tredese, le mie tredese, le tredese. Tredese, toseta, diese, del numero diese, no? Sì. Allora guarda l'S le postai in mezzo a due vogali, allora il son del Z. Son del Z. Allora non studi smettegarve che l'accento lì, lette il primo E, è del 3 de Z. È una parola pro-paroxítona, va bene? Giusto? Giusto. Avanti. Il Z, anche no inizio da palavra e depois de consoante, allora cosita vara. Un esempio per farti capire. Zera. Zera lu, latte il posto della. Va bene? Giusto. Giusto. Zela. Zela ela proprio. E guarda qua. Enzo. Dopo di una consoante. Dopo di una consoante. Allora, dopo, intramezzo una cosita, se può dire, una consoante e una vogal. Allora il Z va bene e è proprio un Z e il son del Z. Influenza. Perché se fosse S sarebbe Enzo influenza. Va bene? Giusto. Giusto? Va bene, maestro? Cosita. Ecco. E dopo? Un'altra regoletta basica, 2S. E i 2S si dopera le parole della lingua italiana. Se dopera mia e i 2R, ma i 2S sì. E no il sedilia. E no il sedilia. sedilia. Qua, giusto? Ecco, sì, il sedilia non il gesè della lingua italiana. E il sedilia, solo se proprio sarebbe una parola propria, ma se fatica a cattare un nome proprio con se sedilia. Caressa e piovessa.
Piovesse. 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 Se piovesse. Se fa una piovesse. carezza. Ecco. Cosita. Io cedilha non Non esiste, esiste. vero? La cedilha non esiste. Cosa Giusto che così. serve? Ecco. Mm? Un'altra regola, un'altra sì. regoletta là, basica, no? Vediamo se accattiamo fuori. Gesellesse che il gal son del se. Sì. Como se fosse da língua portuguesa. Sì. O se existe na língua italiana as palavras que se escrevem, só que ele tem sons diferentes. Por exemplo, o se seguido do e e do i, ele tem som de che e de ti. Giusto. Che abbiamo becco parlar qua, che abbiamo becco dito. Então, ele tem som, o se tem o som de S depois da consoante. Lá che due esempi di parole. Calcetti, che se le meie, no? Calcetti. E roverse. Então, voltando. O S tem som de C depois de uma consoante. Giusto? Giusto. Calcetti, roverse e altri. E giusto? altre. Roverse da per dire anche reverse, che ne tanti che dice che parola. Anche, così. Giusto? Sì. Demo suonare. Demo suonare. Vai! Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremedado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela d'alba, aqui em Salgueiro já quase no clareio dia. No pingo de arreio relincha na estrelaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro, relando o piquete relincha o potro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurilho, vem já perto de casa, vai ficar com a cachorrada. Numa cama de pelego me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada acondo no banhada. Eu me criei chucro e bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela d'alba, aqui em Chaleiro já quase no clareio dia. Meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro, que lá no piquete relincha o potro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurilho, vai me já perto de casa pra indicar com a cachorrada. Sono sesto in colonia, par quella canto così. Mi ricordo tutti le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio. De mangiar poco de bon es quasi sempre misurato. Come le vea la mattina, preguei a Signor Madonna Santi così sia. Del fuoco a lei alla salera che bolia, parecchia la donna la polenta brustolata. E quando non le vea su, capea l'acqua calda e se feo si marrón. Se sentia sotto osi che preguei con devoción, ringraziando la salute e la famiglia sfortunata. Un capelletto de paia e sempre de pie partera, dei non rosa capoeira, o sapar sotto il vignale. Me go criato
sempre all'olì, non poteva mancar via, le farina, acqua e sale. Come le vea la mattina, preguei al Signor Madonna Santi così sia, e fuoco una lenha la salera che boia, parecchia la donna la polenta brustolata. E quando non le vea su, capea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto che preguei con devozione, ringraziando la salute e la famiglia sfortunata. Sbaia e viene il cane viva e levanti un conniccio. Ma col miracolo c'ho dritto che col piomana sassata, col pianta via la magnata, con polenta e toccio fisso. Já quase no claro dia, meu filho já rei religião de Maria, enquanto uma saracura vai cantando empoderada. Eu escuto o grito do sono, e lá no pique de relixo posso curtir. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem já perto de casa, vem chegar com a cachorrada. Che spettacolo! In fondo della colonia c'è una lettera mia e dentro di pochi giorni noi saremo di metterla in aria con un clip. Bravo. Ecco, dentro di pochi giorni. Allora che ne nati... Dopo mi imparo a cantare. Sì, allora. sì, che ne nati 2 campetti. Ecco, ti mando la lettera per farti cantarla, sì, portarla avanti, è bellissima. Ecco, che ne 5 campetti. Allora, vuoi fare un ringraziamento speciale a Baitaca che mi ha liberato os direitos de sonarla, porque como é que se chama lá, direitos autorais della melodia. Ho detto melodia, amiga, capiu o que vai? Della melodia. Então, Baitaca, um grande abraço, muito obrigado. E ele ouviu, eu cantei e mandei para ele, a gente já gravou no estúdio, já está gravada. Daí eu mandei para ele, ele disse, olha, eu não entendi nada, mas ficou boa. Dá uma parte em alemão. Mas não me lembro mais. Não lembra mais? Eu vou. Vamos fazer só o último. Pode ser. Vou fazer o... Vai lá, a última versão. Bisogna ter de conto, dizer ai nostri migranti, in colla che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi sparaia tamanha, provérbio de sparagnoni, sorte de noni e bisnoni, gemo catala cucanha. Essa é a última parte, né? Se não fossem os nossos nonos e bisnonos, nós não estaríamos aqui. É vero. Va bem. Spettacolo, maravilha. Ne mi manco da un sciocco e sigo alla camperiada, na perdiz spaurada, sole me spanta i cavalli. Maravilha, show de bola. Volta aqui, maestro Cosita. Volemos fare un ringraziamento speciale a Dilnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica. Bota super leve Baspan, il meglio stivale che capesta in tel Brasil. Na infinità di prodotti, capì il discorso proprio Cosita, che è un prodotto distribuito per la Basso e Pancote, che abbiamo la Migi Plus Rasson per vacche de latte, bestie di ingorda, cavre, piegore, galline, polastri, pirù, ecco, diverse bestiolette e porchi, principalmente per i porchi anche, no? A Migi Plus è bestie sane e belle che vuol rassonde Amighi Plus. Rede de postos Buffon, a famiglia Buffon, Struconasso, Roselio, a tutti loro. Quando te vedi postos Buffon, vem na mente il nostro programma. Vai lá, abastece, ciapa lavori e prodotti della rede de postos Buffon. Paludo, moda e estilo, adesso che ne
na promozione grandissima nel mese di novembro adesso, proprio così, no? Vodka Rice, che è la vodka che fa le meglio caipirinha, Polivalente Supermercado de Santa Rosa, da família Deitos, Piang Alimentos, da São Parcan Gatti e Pesci, Bravecto, trata, previne e controla carapatini, Parcan, Parfim, 90 giorni EDP, e Modelo Penei de Bento Gonçalves, os truconaço, a família Checon, 3455 e mesa 500, godito Modelo Penei. Vou que chamar a equipe qua. Marco Marsaro, tá tudo bem aí? Tranquilo? Ecco. Elias, obrigado. Josiel, obrigado. Marinho e Maestro Ferro, vem irento. Come esteve? Vou descobrir o que se chama aquele... Le erbe de acqua. Erbe de acqua. Ah, che tu stato studiare adesso. Hidrófitas. Ah, yeah? São ervas? Algas hidrófitas. Hidrófitas. É que é da família. Sim, pertence à família das hidrófitas. Família das hidrófitas. Isso aí. E um que bebe tanto, que dá tanta cachaça, Rento? Cachófito. Cachófito. Ma ascolta, ho sentito prima Maestro Ferro parlare sobre le parole. Sì. Chiamare che incontro consonantal, mia vera. Sì, due consonanti. Ditongo, tritongo, iato. Marinho, ma tu è mentino, cara. Portuguesa, sì. Allora mi lavorare 100 anni quasi, 30 anni del commercio. E un giorno che se venisse voleva comprare una televisione. E allora... Era colorita o preto e branco? Colorado RQ. Ah, era preto e branco. Sì, preto e branco. Che Colorado era só o nome. No. Era bem più moderno, porque già esistia quell'altra marca, era ben più colorita. Solo visto guardare così da prateleira che era una bella televisione della marca Filco. Sì, vai, ti vai parlando che mi posto su qua. Perché è rete piccinina, scampa via. No, questa è grossa. Ma tutto bene, allora il gadito, quanto è che costa questa televisione aí da marca Pilco? Pilco? A me dita, guarda, scusami, ma le mie Pilco. Le Filco. Cioè, lui deve stare meglio così, che ha desistito di comprare la televisione. Porco calma, a che marca là. Vedete la banda? Philips. Il gadita, e quella là da Philips. Quanto costa là? Dico, ma le mie Philips. Le Philips. E lui gadita, futa che ho fare io. Buonasera, maestro. Buonasera. Maestro, grazie. Sì, Laura. Hai detto ancora qualcosa? Sì, il tuo fratello, ci è arrivato a rente se non ha gadito così. Nonna, sera gli occhi. E allora non ha gli occhi. Perché ele voleva che a nonna... mi capito che... Io no. Porocan. Porogrammo, morto, porogrammo. Vabbè, Marinho. Ecco allora. Allora, grazie. Quanti banda e tose? Sì. Che peserei andare anche a me, ma mi banda così. Mi sono più vecchio che sente odore di maiale pronto, sì. Ti vai banda e tose che mi va banda a risolo. Ecco, va bene. Tose! Andiamo. Mi sono contento di vedere gli altri due qua che avete fatto pulito, che abbiamo suonato un poco di tutto. E allora, grazie, mantenete ben allegrona, ben divertita, estrovertita. E Paloma anche a te, un sorrisão bellissimo, allegre, perché quei che suona bisogna che sia allegri. Esatto. Sì, quei che suona, quei che canta bisogna portare allegrezza. Sì. E allegrezza viene anche sotto il sorriso, dei labri, vero? Dei denti. Va bene? Un ringraziamento tutto speciale, noi ti ringraziamo in nome dei nostri patrocinadori, in nome della nostra equipe e tutta a vostra partecipazione qua. E le porte sono sempre aperte, va bene? A gente che agradece, è un piacere. È un piacere stare qua. Grazie. E per finire, ringraziamo che i nostri Ciao, italiano. Ciao.
voglio dare. Un bacio alla mia mamma e 2 al mio papà, 500 alla mia bella e dopo via soldare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, grazie a tutti, salute! Andiamo! Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Un bacio alla mia mamma e 2 al mio papà, 500 alla mia bella e dopo via soldare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Grazie a tutti, salute, arrivederci! Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui.
melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Acabe com o problema de pulgas e carrapatos da sua casa com Bravecto. Dura até 3 vezes mais em cachorros e gatos.